Allora, gentili telespettatori, vi do il benvenuto. C'è stato un piccolo imprevisto, un difetto nel microfono, quindi siamo già a partita iniziata. Si stanno affrontando in gara 5 qui al Palaceccato di Thiene, dal quale vi do il benvenuto a tutti voi che siete sintonizzati sul vostro teleschermo. Si stanno affrontando l'Hockey Thiene contro il Hockey Pico Mirandola, quindi per così dire uno scontro per stabilire quale potrebbe essere l'ultima in classifica, visto anche la situazione e le posizioni in classifica delle due formazioni. Il Pico Mirandola infatti è all'ultimo posto, mentre il Thiene si trova al penultimo, quindi una gara decisiva per determinare quale delle due dovrà avere, come si suol dire, la maglia nera. Ma stiamo trasmettendo sul canale YouTube di FIS TV, gara 5 campionato nazionale Serie 2 Girone A, fra Hockey Thiene e contro Hockey Pico Mirandola. Qui al Palaceccato di Thiene la partita è già iniziata da appena un minuto, squadre chiaramente sono sullo 0-0, si stanno già determinando i due assetti. Possiamo già darvi i quintetti di partenza che sono stati decisi per il Pico Mirandola da mister Ialacci, che schiera in porta Federico Luppi col numero 1, poi abbiamo il capitano Vincenzo Siberiani, Filippo De Tommaso col 73, Joele Aramis De Stefano e con il 4 Tommaso Giannotti. Questa è la formazione di partenza del Hockey Pico Mirandola, alla quale ha risposto il mister Retis, che ha schierato in porta col numero 18 Nicola Comin. Poi abbiamo con il numero 6 Pietro Luoti, col numero 7 Marco Mandarini, con il numero 16 Filippo Ballardin e col numero 66 Andrea Zanini. Questa formazione del Thiene che vediamo già impiegati in campo. Alla vostra sinistra, in tenuta più che altro blu, giallo-blu, appena giallo, è il Thiene, che attaccherà verso destra, mentre con il completo bianco-azzurro vediamo il Hockey Pico Mirandola adesso in possesso palla il numero 4 Giannotti, che assieme a Siberiani riesce a recuperare palla, non riuscendo a liberare l'area, la propria metacampo, nel tempo stabilito. E quindi palla in attacco all'Hockey Thiene, che è partito, diciamo, di buona lena. Deve sfruttare l'occasione molto ghiotta della sconfitta del Modena, che è stato fermato dal Correggio, e quindi sfruttare l'occasione per eventualmente con la vittoria riuscire anche a superarlo in classifica, una classifica che vale più che altro per la semifinale di Coppa Italia fra queste due formazioni, che sono arrivate prime nei propri gironi e si dovranno affrontare in data 25 di febbraio. Quindi sia per portare punti alla propria classifica, sia per anche riuscire a superare il Modena, che si trova attualmente a 4 punti in classifica. Il Thiene è chiamato a disputare una partita. Attenzione, occasionissima, tira Tommaso Giannotti, sfiora di poco la porta difesa da Comin. Allora si ribalta in avanti il Thiene con Pietro Luoti, che è stato diciamo un po' agganciato e franato al suolo, però l'arbitro, il signor Edoardo Pigato, non è intervenuto, quindi evidentemente azione corretta da parte del difensore. Il secondo arbitro, il signor Paolo Moresco, che lo coadiuva dal tavolo. Quindi quando sono trascorsi appena 3 minuti di gioco, ancora il Thiene in avanti con Marco Mandarini. Muove palla, adesso cerca di distendersi la squadra di casa. Si chiude però molto bene
il Mirandola, adesso commettendo fallo, ma ancora palla per il Tiene in attacco, muove sfera Andrea Zanini per Ballardin, Ballardin rallenta un attimo, gira dietro porta, riaffida a Zanini la palla, vediamo, tiro, occasione per Ballardin, tiro, sfiora il montante destro di Lupi, ancora conclusione di Luotti, la palla rimane sull'attrezzatura del portiere del Mirandola e l'arbitro decreta la partenza a 2, palla contesa, Siberiani Luotti che si contenderanno la sfera, recupera palla il capitano del Mirandola, la tira su un po' troppo precipitosamente, non riesce Giannotti ad agguantarla, quindi dà l'occasione, la possibilità al Tiene, comando Marco Mandarini che viene in avanti, tocco di Rigo, riesce in qualche modo Lupi a tenere la pallina appena davanti alla linea della porta sul tocco di Zanini, scusate, tocco di Zanini, e di nuovo a contendere i due, a contendersi la pallina, recupera De Tommaso, porta sulla palla per il Mirandola, affrontato da Mandarini, deve ripiegare su De Stefano che si affida a Siberiani per impostare l'azione, Giannotti che muove però contrastato da Luotti, ci si mette De Tommaso, serve De Stefano, chiude Andrea Zanini, chiude molto bene Andrea Zanini, sventa l'azione che stava portando al tiro il Hockey Pico. Adesso una staffilata da distanza ravvicinata di Andrea Zanini, va sopra di poco ma pallina deviata, decreta il signor Pigato, quindi palla ancora in attacco della squadra di casa. Muove Luotti per Ballardin, che si gira, cerca di entrare fra le maglie del Mirandola, chiude De Tommaso, poi è Siberiani che imposta, recupera e tiene, rilancia l'azione Luotti e siamo già sulla dietroporta della difesa emiliana. Zanini per Ballardin, aveva fintato il tiro, affidato al numero 16 di casa che però non è riuscito a far partire il tiro giusto, chiuso dalla difesa del Mirandola che bene armeggia per districarsi ed impostare l'azione. Vediamo De Stefano che tocca per De Tommaso, doppio colpo del giocatore, ancora insiste il Mirandola, Siberiani aveva cercato di imbeccare De Stefano, riparte immediatamente, tiene Ballardin che viene in avanti, altro tiro raso terra, fotocopia di quello di prima, esattamente uguale, sfiora di pochissimo ma non riesce a centrare la porta di Lupi, quindi sfuma anche questa occasione ben congegnata, tiro pronto. Tanto vediamo che dalla panchina Mister Retis ne fa alzare 4 addirittura, ha in mente un cambio colossale, altro tiro di Marco Mandarini, non so se ha in mente di cambiare completamente la squadra, vediamo, forse ha sbagliato a fare la prima formazione che ha iniziato la partita, non lo sappiamo. Vediamo comunque i 4 della panchina sono tutti alzati in piedi, pronti a partire, ad entrare in pista. Vediamo cosa avrà in mente. So che ha preparato molto bene la gara Mister Retis, molto bene. Attenzione, doppia incursione di De Tommaso, alla fine il tiro sfiora di poco il montante destro della porta di Comin.
non riesce a trattenere palla Luotti, allora è Giannotti che alza e scarica giù a terra, attenzione 3 contro 2, Luotti, Ballardin, passaggio in mezzo, non riesce ad agguantare né Mandarini né, e l'occasione è ancora per Giannotti che però rallenta un attimo, consente al Tiene di chiudere i ranghi e lotta con Ballardin. Alla fine ha la meglio Luotti che imposta per Zanini va al tiro, para Lupi, in controbattuta Pietro Luotti riesce a effettuare un tiro alla bella meglio che sfiora di poco la porta dell'Emiliana. Tempo scaduto per gli emiliani, è riuscito a far filtrare un passaggio Luotti, ma il numero 73 del Mirandola riesce a chiudere ed è Stefano che sventa così l'occasione per il Tiene. Insiste ancora, palla per Siberiani in sacca, siamo al minuto 16 e 17, rete del Mirandola, segna Siberiani al 16 e 17 al cronometro di casa. La pallina era rimbalzata proprio sulla sua stecca, non si è fatto sfuggire l'occasione nonostante il perdurare delle azioni del Tiene. È passato il Mirandola in avanti e come abbiamo visto sono esattamente 4, intanto 4 il quartetto esterno del Tiene cambiato completamente. Sono usciti i 4 esterni di prima, è entrato col numero 9 Andrea Rigo, con il numero 2 Paolo Stivanello, con il 13 Andrea Poli e col numero 17 Alessandro Conzato. Quindi cambio totale della squadra di movimento. Come stavamo dicendo prima, ha preparato molto bene la partita. Coach Retis, sta di fatto comunque che è il Mirandola che è passato in vantaggio, ha sbloccato il risultato il capitano emiliano Siberiani e quindi adesso il Tiene è chiamato a dare forza a tutte le proprie azioni di attacco. Vediamo Poli, adesso è Poli che scende sulla sinistra, si ferma dietro a porta di Lupi, gira in avanti, palla contesa proprio davanti nell'area, nella piccola lunetta del portiere emiliano. Alla fine la pallina si ferma, il signor arbitro non la vede, quindi palla 2 contesa, adesso esce e sarà mossa dal Pico Mirandola. Quindi l'8° minuto di gioco segna Siberiani ed è rete per il Pico Mirandola che si porta in vantaggio di una rete. 1-0 per il Mirandola, Rigo Conzato per Poli, chiude perfettamente Siberiani, aveva intuito l'ultimo passaggio che sarebbe arrivato lì. Ancora in attacco Tiene, tiro di Rigo fuori dallo specchio della porta, quindi azione diciamo che non frutta proprio niente se non la ripartenza della squadra emiliana. E Siberiani del Mirandola appoggia in avanti per De Tommaso, riesce, attenzione c'è un cambio, Mirto è entrato adesso con il numero 18 per il Pico Mirandola. Ancora il Tiene in avanti, scambio Rigo Stivanello che però non riesce a ritornargli il passaggio. Ancora il Pico Mirandola in avanti e Mirto. Mirto che deve ripiegare completamente nella propria metà pista. Lotta De Stefano Conzato per accaparrarsi la pallina. De Stefano che riesce a liberarsi la difesa del Tiene
ci mette la stecca Comin per allontanare l'incursione emiliana. Ancora De Tomaso, stessa azione di prima, la pallina arriva davanti all'altezza del dischetto del rigore. Per fortuna non c'è nessuno pronto questa volta, altrimenti si poteva ripetere l'occasione che ha fruttato il gol per il Pico Mirandola. Tiro di Poli su assist di Rigo e questa volta riesce a superare Lupi. Al 11° del primo tempo pareggia il Tiene con Poli, assist pregevole di Alberto Rigo, che ha visto un Poli pronto a scaricare la pallina sulla porta del portiere emiliano, e infatti gli ha passato la palla e ci ha pensato Andrea, il 13, a scaricare in porta. Tiro colpisce il giocatore, mi sembra Andrea Poli, colpisce in volto, un tiro sconclusionato, diciamo, del numero 6 del Mirandola. Sono cose che o sei bene assestato nei pattini, altrimenti sarebbe preferibile non farlo proprio da distanza ravvicinata. Colpisce al volto il giocatore del Tiene, toccato duro, vedete immediato l'intervento dei sanitari, si lamenta, si rialza comunque Poli, per fortuna colpito sul lato della faccia. Adesso se ne va sui propri pattini, questa è già una cosa molto buona da vedere. Vediamo un attimo se con il ghiaccio o altre cose riusciranno a tamponare il colpo subito, distanza ravvicinatissima. Palla al Tiene, muove Rigo per Ballardin, è entrato al posto di Poli, Ballardin per Stivanello, Conzato sulla fascia destra, non trova lo spazio, deve nuovamente ripartire da centropista. Ancora Alberto Rigo, passaggio per Stivanello, non agguanta la pallina per 1-0, e allora Ballardin per Conzato, una staffilata esce sul montante destro del portiere della porta difesa da Lupi. Contrattacco di Mirandola con Mirto. De Tomaso va al tiro, ci mette un guantone quasi distinto il portiere Comin per fermare il tiro pericolosissimo, scagliato da distanza ravvicinata dal numero 10 del Mirandola. Pericoloso la formazione emiliana, molto pericolosa, soprattutto quando si trova in fase d'attacco, riesce con soluzioni a volte inaspettate a mettere a tiro il giocatore. Anche questa volta ci ha messo la stecca Comin per sventare l'occasione. Ballardin tu per tu con Lupi non riesce al guizzo finale, riparte il Pico Mirandola. De Tomaso chiuso, deve ripiegare, allora ci pensa Siberiani per De Stefano, chiude Stivanello, raccoglie Ballardin, imposta ma il passaggio, c'è una stecca di mezzo, quella di Siberiani, quindi non si può fare un passaggio del genere. C'è proprio lì il capitano del Mirandola che aspetta di stroncare le occasioni. Alza De Stefano, il tiro ben diretto per 1-0, sfiora il montante in sinistro della porta di Comin. Insiste il Mirandola con De Stefano, però subentra Conzato che va al tiro, non colpisce bene la pallina. Contrattacco del Mirandola, è Siberiani che rallenta quel tanto che basta. Ballardini stava agguantando la pallina e invece non riesce. Neanche Rigo
che tiene bloccato a centropista il giocatore del Mirandola. Passano i 5 secondi, palla al Tiene, primo time out chiamato da mister Iallacci, che richiama i propri giocatori. Vediamo se si effettuerà qualche cambio. Tanto se n'è andato il primo quarto di gara, risultato 1-1, reti di Siberiani per il Mirandola e pareggio di Poli per il Tiene. Quindi partita, come abbiamo detto, scontro abbastanza acceso fra le due formazioni e si dovrà arrivare fino in fondo per decretare il vincitore di questa gara. Nulla di scontato fino a questo momento, non c'è una squadra che prevale sull'altra e infatti il pareggio è il risultato più corretto che anche da parte nostra possiamo decretare. Palla in attacco al Tiene, muove Conzato, Rigo imposta, scende sulla sinistra, non riesce, appoggia su Stivanello non se la sente di tirare, affida ancora a Rigo, tocco per Stivanello che però colpisce con il parastinco. Intanto gli spalti si sono gremiti al massimo da parte qui dei tifosi di casa. Raccoglie palla Rigo per Stivanello, chiude il portiere Lupi, rilancia Siberiani, adesso De Stefano del Mirandola. De Tommaso imposta, si chiude molto bene la difesa del Tiene, deve partire da fondo pista. Siberiani per De Tommaso, difesa uomo molto valida, portata avanti dalla squadra di casa in questo momento, non riesce l'appoggio sugli attaccanti da parte del Mirandola, allora ci pensa De Tommaso, scusate, tiro forse un po' alto, raggiunge Siberiani che gli ritorna pallina, imposta ancora De Tommaso, non riesce a fare l'assist, recupera il Tiene, Ballardin va al tiro, una cannonata tremenda, Lupil riesce a bloccarla in due tempi, prima la rallenta, la ferma, intanto rientra con gli applausi qui della tribuna, rientra con il numero 13 Andrea Poli, evidentemente ha assorbito il colpo, non l'ha toccato in un posto veramente duro ed è entrato anche Andrea Zanini, quindi è il Tiene che insiste. Tiro di Zanini sul passaggio di Conzato, para Lupi, riparte il Mirandola e De Tommaso che però deve un attimo rallentare l'azione per aspettare il posizionamento dei propri compagni di squadra. Recupera palla, no, riesce a mantenerla De Stefano, tiro fuori, Ballardin affida a Poli la pallina, Poli, giro, seconda, tiro di Poli, seconda rete, è incredibile, un assist perfetto di Ballardin quando siamo ad 8:25 al termine del primo tempo. Ballardin affida a Poli la pallina e insacca Poli sulla destra del portiere Lupi, era anche in parte oscurato dal difensore, riesce a far partire un tiro micidiale e porta in vantaggio il Tiene, ancora Poli ispirato come non mai, pallina che non si va a finire sulla stecca di Siberiani
Adesso De Tomaso insiste, cerca di calcare il momento propizio, il tiene. Cerca di calcare, come diciamo, di sfruttare il momento. Anche, attenzione, Ballardin tu per tu con Luppi, riesce a chiudere Luppi con il guantone. Ottima la triangolazione con Zanini. Adesso è il Mirandola, si affida a De Tomaso, alza la pallina, chiude con esperienza il numero 66 del Tiene, porta avanti la pallina, la tiene, la affida a Ballardin, sa il Tiene che deve sfruttare le triangolazioni giuste per penetrare la difesa del Mirandola. E ancora Ballardin dietro la porta, tocca per Poli, tiro di Poli, non inquadra la porta, quindi pallina ancora del Tiene in attacco, colpisce fuori dall'area Luppi con la stecca, quindi commette fallo. Poli Ballardin, Poli non riesce, e neppure Ballardin non riescono a scagliare, indirizzare la sfera verso la porta di Luppi. Adesso esce Mirto ed entra con il numero 7 Moschetti. Moschetti per questi minuti finali, 6 minuti e Moschetti col numero 7. Attenzione, De Tomaso non supera il capitano Conzato. Moschetti allora che passa per Giannotti. Ancora i due parlano, si scambiano la pallina. Siberiani in posta, Giannotti chiuso da Poli. Deve ripiegare, ci pensa Ballardin a recuperare sfera, Ballardin, tiro di Ballardin, para Luppi, occasione molto persa, ci ripensa Ballardin a rifare la stessa azione, passaggio di ritorno di Conzato, si smorza sui pattini di Siberiani. Adesso è Moschetti per De Tomaso, ancora Moschetti trattiene la pallina, la affida indietro, molto indietro Siberiani, recupera Ballardin che però gli si va oltre la sfera, allora ripiega sia Zanini che Poli che chiede la pallina, la trattiene nella sua stecca, Poli non passa se no a Zanini. Ballardin ancora, Zanini chiuso, trattiene la palla, si porta davanti a Luppi, tiro, para il portiere, ancora il Tiene, passaggio di Zanini per Poli che viene affrontato in maniera molto dura da Siberiani, lo scaglia a terra, però non in maniera irregolare, infatti non è intervenuto il signor Pigato. Ancora il Tiene in avanti con il nuovo entrato che è Pietro Luotti con il numero 6, è stato impiegato nuovamente da Mr. Retis. Poli per Zanini non riesce a tirare, poi scivola a terra, quindi pallina recuperata dal Pico Mirandola. Ancora Siberiani che imposta su, chiude Conzato, Moschetti di mestiere gli trattiene la stecca, riesce però il Tiene a recuperare, Zanini affida a Luotti la ripartenza, un po' complicata adesso Zanini in avanti, si libera, va al tiro, para Luppi, recupera Siberiani e rilancia l'azione, vediamo su quale compagno può appoggiare, è Giannotti si trova un muro blu davanti, quindi deve per forza ripiegare su De Tomaso.
e il Mirandola però cerca di trovare il varco giusto. Vediamo De Tomaso, Giannotti torna all'indietro, alla fine recupera palla Conzato viene in avanti, tocca all'indietro per Luotti, tiro di Luotti, para Luppi, veramente prestazione egregia del portiere del Mirandola, che a parte i tiri di Poli tutti gli altri li ha fermati, stoppati nel migliore dei modi. Allora ancora Siberiani, imposta su De Tomaso, tenta di far filtrare il passaggio per il proprio compagno, non ci riesce, recupera palla il Tiene, Zanini per Poli che va ancora al tiro, questa volta para Luppi, insiste il Tiene, 2 minuti e 45 al termine del primo tempo, tocco di Luotti che non riesce nel secondo appoggio proprio a porta vuota, perché aveva il portiere Luppi si era piegato sulla sinistra per parare la staffilata dell'attaccante, quindi altro cambio, entra con il 44 Paltrinieri per il Pico Mirandola. Paltrinieri, Giannotti, insiste il Mirandola, sente che può agguantare il pareggio evidentemente e quindi sfrutta tutto quello che gli si può parare dinanzi. Ancora un cambio, esce Conzato, entra Marco Mandarini, l'ha impostata sui giri, sui cambi, questa volta non riesce il colpo finale, insiste il Tiene con Poli, tiro questa volta, deviazione di Paltrinieri, pallina oltre la rete di fondo, si ripartirà con il Tiene in attacco, in possesso di pallina. 2 minuti e 1 secondo al termine del primo tempo molto acceso, molto giocato dalle due contendenti. Vede per il momento in vantaggio l'Hockey Tiene, qui al palaceccato, muove palla Marco Mandarini per Luotti, Luotti non se la sente di far filtrare il passaggio nell'area, troppo chiusa, infatti tenta Mandarini ma non riesce a colpire palla, Paltrinieri cade, non rilancia immediatamente l'azione il Mirandola, Giannotti riesce a tirare palla alta sopra la traversa del portiere del Tiene, Comin, ripartenza del Tiene, Zanini, passaggio lungo per Poli ancora Luotti si libera del suo giocatore che comunque gli mette la stecca attorno al corpo, quindi non riesce a divincolarsi. Poli riesce a recuperare palla, però tocca il portiere Luppi, tocco per passaggio per Mandarini lo tocca verso la porta di Luppi, non abbiamo ben visto se il portiere o il palo devia fuori. Ancora Poli, passaggio all'indietro, riesce Luppi con un gesto incredibile, con la stecca alzata a respingere la conclusione. Ancora Poli, adesso Luotti, tiro di Luotti, parata di Luppi e un assalto al fortino. Attenzione, 36 secondi, veramente un assalto, il Tiene è scatenato. Moschetti per Giannotti che va al tiro, conclusione alta, si sente malissimo. 22 secondi al termine del primo tempo. Ci scusiamo con i telespettatori per questa, non so se è un rumore di fondo o una cattiva
ricezione da parte vostra. Sta di fatto che è un problema che più volte la regia ha cercato di confrontarsi con per sistemare la cosa. Ce ne scusiamo perché chiaramente non si può sentire un cattivo commento di ricezione. Allora, ultimi secondi, finale, Zanini per Mandarini. Termina qui il primo tempo, a risentirci sul risultato di 2-1, a risentirci fra 10 minuti circa, grazie. Eccoci ricollegati qui dal Palaceccato di Thiene, sperando di aver sistemato le comunicazioni, il microfono e quant'altro. Le squadre sono già rientrate, pronte per il secondo tempo. Adesso vedremo i quintetti di partenza di questo secondo tempo. Intanto il risultato arride alla squadra di casa 2-1 con 2 reti di Poli, mentre la rete del Pico Mirandola segnata da Siberiani, e quindi con questo risultato il direttore di gara, il signor Edoardo Pigato, darà il via al secondo tempo di questo incontro che vede l'Hockey Thiene contro Hockey Pico Mirandola. Vediamo, le squadre sono già quasi tutte sistemate, mi sembra tutto pronto per dare il via. Abbiamo il Mirandola che schiera, se non è stato cambiato il portiere, con il numero 1 Luppi, poi abbiamo Siberiani, De Tommaso, Giannotti e De Stefano. Questa è la formazione del Hockey Pico. Il Thiene vede in porta Comin, poi abbiamo Ballardin, Mandarini, Rigo e Conzato. Queste le 2 quintetti che daranno vita a questa ripresa importantissima, come abbiamo detto, per entrambe le formazioni. Una sfida salvezza, per così dire. So che sembra strano soprattutto per il Thiene, senza voler togliere nulla al Pico Mirandola. Il Thiene che si è
arrivato primo del girone in Coppa Italia, adesso si vede proprio in penultima posizione a confrontarsi con il Pico e ha un certo bel da fare per superare la squadra emiliana. Intanto la battaglia, per così dire, fra le due formazioni è già iniziata. Pallina adesso al Pico Mirandola, De Stefano che lancia su un primo tempo molto acceso, molto combattuto, ha visto chiudere in vantaggio il Tiene, due reti micidiali di Poli, poi Lupi ha chiuso lo specchio della porta, non ha consentito più nessun tiro, nessun passaggio, ha parato tutto e questo è il risultato del primo tempo. Adesso vediamo il Ballardin che mantiene la possesso palla, dà all'indietro per Rigo viene in avanti, passaggio filtrante per Mandarini che non lo aggancia ed è il Mirandola con Giannotti che cerca di venire in avanti per mettere in difficoltà Tiene, e infatti De Tommaso alla fine, Ballardin chiuso fra due giocatori, decreta palla 2 il signor Pigato. Dobbiamo anche registrare la presenza dell'altro direttore di gara, il signor Paolo Moresco, si trova al tavolo, cronometristi di gara. Alla meglio De Tommaso del Mirandola, passaggio per Siberiani va al tiro, rasoterra, alza pallina, Conzato, recupera Giannotti chiuso fra Rigo, però recupera palla, altro tiro, forse disturbato, si lamentano i giocatori del Mirandola, disturbato al momento del tiro. Già passaggio in avanti, Conzato aveva trovato Mandarini pronto che però non è riuscito a inserire la pallina nella porta di Lupi per un non nulla. L'azione ben congegnata, anche stessa De Tommaso, ma è Ballardin che si scaglia in avanti, passa all'indietro, chiude Siberiani, chiude di esperienza il capitano del Mirandola. Il passaggio adesso però c'è ha fermato il gioco commina un giallo perché quando non hai la stecca in mano non puoi continuare nell'azione, non puoi difendere, non puoi andare sul portiere, quindi sull'attaccante volevo dire, e quindi commette un warning, viene richiamato col warning, adesso è il giallo, però il primo giallo poi si passerà al blu. Quindi errore tecnico più che altro, più che fallo di squadra, infatti non si muova il conteggio dei falli che vede in vantaggio il Pico Mirandola per 4-1. Muove palla Conzato per Ballardin, si chiude però la difesa, passaggio di Rigo per Conzato, recupera palla e Tiene, ancora Conzato, Ballardin non riesce a girarsi, Giannotti gli ruba il tempo, passa a Siberiani che viene dalle retrovie, ancora ripiega su De Stefano, adesso De Tommaso in avanti, Siberiani non va a sostenere l'azione del compagno, Mandarini alla fine che recupera palla, si scaglia in avanti a tutta velocità, ancora Mandarini, tiro rete esterna, troppo defilato da una parte, si chiude però Siberiani non riesce a liberare in maniera corretta, recupera palla Conzato gira, non trova l'appoggio giusto e allora deve dare a Rigo, ancora insiste il Tiene con Conzato, non trovano l'appoggio risolutivo il Tiene. Attenzione, errore di Ballardin, De Stefano viene in avanti, si scaglia addosso al portiere, alla fine tocca, cadendo a terra, tocca la pallina commettendo
errore tecnico per così dire, e quindi palla al Tiene, muove Conzato in velocità per Rigo, Rigo si accentra, va al tiro, chiude la difesa ma ritorna la pallina su Ballardin che non riesce a spostare la pallina per metterla, posizionarla per il tiro. Assiste il Tiene e Ballardin, Rigo quelli che più propositivi, chiude Siberiani, è l'elemento di grande esperienza, il giocatore il 6 del Mirandola. Adesso Mandarini scarica su Lupi un tiro un po' troppo pretestuoso, infatti lo para senza nessuna difficoltà. Riparte il Mirandola con De Tomaso, De Tomaso mantiene la pallina, la fida a Mirto, tenta di infilare Comin sul palo montando il sinistro, non ci riesce, subito in attacco Tiene, Conzato non riesce a appoggiare su Ballardin, deve ricominciare da centropista il Tiene, ancora c'è Giannotti che recupera la sfera, Giannotti libera su Mirto, piglia palla De Tomaso, tocco di Rigo, poi c'è Mandarini che dà a Ballardin, tiro di Ballardin, doppio tiro di Ballardin, questa volta la caparbietà del giocatore riesce a infilare, in seconda battuta riesce a infilare Lupi. Quando siamo al quinto del secondo tempo, insistente l'azione del Ballardin, da prima para Lupi, nella ribattuta la pallina gli passa sotto le gambe e si deposita oltre la linea della porta, quindi prima rete del numero 16 del Tiene, terza rete per il Tiene, adesso è un attacco 2 contro 1, Conzato per Rigo che si era completamente dimenticato della posizione, ancora Rigo, tiro, parata di Lupi, scarica addosso al portiere e chiaramente adesso forse siamo ad una svolta della partita perché il doppio vantaggio del Tiene mette in difficoltà il Mirandola, vedremo se si porterà più in attacco esponendosi ai contrattacchi della squadra di casa. Staremo a vedere. Ancora Conzato, sempre molto chiuso la difesa del Mirandola con il capitano piazzatissimo al centro dell'area che blocca quasi tutte le incursioni. Bomba adesso da quasi metà campo di Conzato, fuori di poco sopra la traversa di Lupi. Sesto minuto di gioco, siamo esattamente a 18:09 sul cronometro di questo secondo tempo, tutto sommato avvincente fra le due formazioni. De Tomaso adesso dietro alla porta di Comin, cerca di far filtrare il passaggio per Siberiani, non ci riesce, si chiude la difesa del Tiene, passaggio di Mandarini, scusate, doppio assist, Conzato Rigo Mandarini piazzato, questa volta non sbaglia Mandarini. Settimo minuto della ripresa, rete del numero 7 del Tiene, Marco Mandarini, porta a 4 le reti, ancora il Tiene in avanti, tiro di Ballardin, para Lupi, riesce a chiudere sul primo montante, recupera palla il Tiene, c'è Luotti entrato nuovamente, anche Zanini, la giro che ha fatto dei giocatori sta capitalizzando molto bene per la squadra di casa, evidentemente come avevamo già accennato, provato
e riprovato, preparato molto bene la partita il Retis, anche da un punto di vista motivazionale sui propri giocatori. Era molto importante questa partita, molto importante anche in controvalore sui risultati che stanno ottenendo le altre formazioni dirette avversarie. Zanini adesso in avanti, Ballardin, tiro alto, fenomenale l'azione, 3 passaggi, tiro in porta, esce di pochissimo sotto la traversa, pubblico entusiasta sta applaudendo i propri beniamini. Vediamo mister Iallacci che sta richiamando i propri giocatori, non ha effettuato cambi, invece per il Tiene sono in pista Luotti, Poli, Zanini e Mandarini, in porta Comin, mentre la formazione del Pico Mirandola vede Lupi in porta, poi c'è De Tommaso, Siberiani, De Stefano e Giannotti. 16:43 sul cronometro, muove palla il Pico Mirandola, Siberiani scarica su e il passaggio filtra, ma alla fine è il più lesto, il 66 del Tiene, Andrea Zanini, che dà a Luotti, ancora per Mandarini, Zanini per Poli, Poli fermo dietro la porta, tenta di far filtrare il passaggio per Luotti, non ci riesce e ritorna in avanti, Poli chiuso da 3 giocatori che non gli consentono il tiro. Alla fine il signor Pigato decreta il rigore, è il numero 6 Pietro Luotti ad effettuare il tiro dal dischetto. Parata di Lupi, pallina che rimane lì, tira ancora Luotti, parata ancora di Lupi, ma è Luotti che insiste il Tiene. Altro rigore per stecca alta, ha fatto vedere molto bene, ha alzato la stecca dentro l'area effettivamente, quindi per superare la porta, quindi è rigore. Questa volta è il 66 Andrea Zanini incaricato del tiro. E questa volta un rasoterra micidiale, l'esperienza in questi casi si vede, vanno tutti i compagni a complimentarsi con il giocatore, il 66 Andrea Zanini. Tiro perfetto, un rasoterra micidiale centrale certamente, ma che supera Lupi e porta a 5 le reti del Tiene sul Pico Mirandola. Riparte Tiene, non vuol sprecare neanche un secondo, ferma il tiro di Luotti, De Stefano, ripartenza con Giannotti, Giannotti va al tiro, alto, palla al Tiene in ripartenza da fondo pista. Mandarini è incaricato di porta sulla pallina che la dà a Zanini. Zanini si blocca, tocca per Poli, chiude però l'azione Siberiani,
che scarica su De Tomaso, vediamo come imposterà adesso Giannotti va al tiro, Comin riesce a sventare la conclusione opponendosi con il guantone sinistro. Recupera palla, il tiene con Zanini, la fida a Mandarini e siamo già nuovamente in attacco. Mandarini in avanti, tocco per Poli che alza troppo una pallina che rimbalzava nell'area davanti alla porta di Lupi. Adesso è il Mirandola in avanti con De Tomaso, tocca per Siberiani, chiuso però da Mandarini che comunque riesce ad andare al tiro. Siberiani para Comin, tiro non pericoloso. Poli, tiro su Luotti, para comunque Lupi, ancora insiste Siberiani, tocco per Giannotti, pallina di poco fuori sulla porta di Comin. Zanini all'indietro per Mandarini, non riesce la conclusione, chiuso fra tre giocatori, recupera palla il Mirandola ma non gli dà tregua, il tiene e Poli questa volta che da rientrante riesce a sventare la sfera. È ottima la prestazione del tiene, soprattutto in difesa, veramente non ha mai dato spazio. Ancora adesso tiro di Zanini, esce di pochissimo la palla. Poli che sta battagliando con De Stefano che commette fallo che era stato superato dal 13 del Tiene. Ancora Zanini che tiene la sfera, la dà a Luotti per Stivanello a tu per tu, troppo vicino con Lupi, non riesce a far partire un tiro. Siberiani tenta di seguire De Stefano, recupera palla Zanini, da Stivanello ritorna il passaggio per Zanini che non riesce a toccare. Ancora Zanini, passaggio per Stivanello, ma è troppo alto il passaggio di Stivanello per Poli, quindi sfuma l'occasione. De Tomaso che riesce a tirare, tiro non difficile da fermare per Comin. Recupera palla il Tiene, Luotti che fa scorrere il tempo proteggendo la sfera. Esce adesso De Stefano per il Pico Mirandola, entra con il numero, vediamo, mi sembra col numero 21, Santoro Andrea, entra per la prima volta in campo. Adesso Siberiani, tiro di Siberiani, sfiora di pochissimo il montante di Comin. Ripartenza del Tiene, affidata a Poli. Luotti scarica su Zanini non ha lo spazio per il tiro, deve ripiegare su Stivanello. E ancora però molto insistente l'azione del Tiene. Se n'è andato il terzo quarto di gioco, raccoglie la palla Poli, insiste in attacco, commette fallo Siberiani, troppo insistente il contrasto. Altro cambio, rientrano Conzato e Ballardin. Ballardin per Stivanello, alza le mani e adesso è Stivanello che va al tiro, chiude Lupi perfettamente piazzato. Adesso in conclusione sventata da Comin e Conzato. Siberiani e De Tomaso cercavano di costruire un'azione in attacco. Conzato riesce a bloccare e riportarsi in avanti. Passaggio per Poli, però chiude molto bene Lupi, portiere del Mirandola,
Passaggio adesso di De Tommaso per Giannotti, tiro al volo con pallina rimbalzante e la palla esce di poco, ma esce, quindi un'occasione molto buona, costruita molto bene dal Pico Mirandola. Già in avanti tiene con Ballardin, non riesce a fare filtrare il passaggio. Adesso chiude Conzato su Giannotti, no, su Santoro, scusate, non filtra però il passaggio, ancora palla tiene e Stivanello che la perde, recupera però alla fine Conzato, la fida a Poli, Poli si accentra, doppia trottola, passaggio all'indietro, Stivanello non raccoglie Conzato, va al tiro, para Lupi. Ancora il Tiene scatenato in avanti, non mette senza soluzione di continuità agli attacchi del Tiene. Allora è Giannotti che si libera di due giocatori, tenta il tiro, non riesce a concludere. Pallina in angolo per Siberiani. 10 minuti alla fine della partita. Poli per Ballardin, doppio tiro e palla però che ci aveva ingannato, pallina fuori sulla rete esterna. Esce uno stremato Siberiani, entra De Stefano che gli dà il cambio per il Pico Mirandola, messi veramente alla frusta dal ritmo continuato che ha prodotto la squadra di casa con i cambi, come abbiamo visto, ha fatto girare completamente tutta la panchina. Ballardin per Poli, tentava l'ultima girata verso la porta, c'era un De Tommaso in più che gli ha toccato la sfera, non consentendo proprio l'ultimo tocco verso la porta. Adesso sbaglia l'appoggio Giannotti, recupera Stivanello per Poli, tocco per Conzato, riesce a chiudere Lupi e vediamo il Mirandola è sicuramente in difficoltà. Time out chiamato da Mr. Retis. Vediamo. Cambio fra portieri, entra col numero 77 Elia Del Pra per l'Hockey Tiene, dovrà respingere gli attacchi del Pico Mirandola. Anche Comin è stato messo alla prova, una partita molto intensa anche per il portiere del Tiene, quindi visto che ha cambiato tutta la panchina, ha ben pensato di cambiare anche il portiere. Vediamo, non si muove niente a parte le urla di Mister Iallacci. Palla per il Tiene, nove minuti finali di questo acceso incontro tra Hockey Tiene e Pico Mirandola che hanno ben allietato i spettatori qui delle tribune e spero anche voi a casa. Conzato adesso muove palla per il Tiene, scende in avanti, tenta il passaggio a Rigo, c'è De Stefano che gli blocca lo spazio, ma Poli rientrante recupera come una furia, si scaglia in avanti, passaggio a Rigo tenta il finta. Vediamo, ha fischiato il
palla al Pico Mirandola. Adesso è tutto proteso in avanti il Tiene, non gli dà spazio al Mirandola. Rigo, tocco per Poli, Poli non riesce a indirizzare la pallina sulla porta, difesa da Luppi. Riparte il Mirandola con De Tomaso. De Tomaso si allunga troppo la palla, riesce a recuperarla. Si chiudono però le maglie, la pallina arriva a Santoro. Santoro per De Tomaso. De Tomaso scende sulla destra, non gli consente lo spazio dietro la porta, allora ci pensa De Stefano, alzata, niente da fare, Conzato recupera palla, adesso Poli per Stivanello che non agguanta bene la sfera, la appoggia a Poli che gliela ritorna, chiude però Santoro, chiude molto bene Santoro, va al tiro, para Dal Pra, ripartenza del Tiene, e Poli, Andrea Poli, si distende De Tomaso, aveva capito che probabilmente c'era un passaggio, quindi lo chiude il varco. Tentativo di De Stefano, viene chiuso dalla difesa e Stivanello porta sulla pallina. È il numero 2 del Tiene che gira dietro porta e affida a Rigo. Adesso Poli si gira, va a cercare di portare la pallina dietro la porta, non ci riesce, deve darla a Rigo, è Rigo che tocca per Conzato, Conzato all'indietro, il Tiene non trova il varco giusto, adesso solo in questo momento, ma c'è De Stefano che butta via la pallina, quindi deve ritornare alla costruzione dell'azione. Giannotti si allunga un po' troppo la pallina, la recupera Conzato, la imposta per Rigo, entra intanto nuovamente Mandarini e Conzato che si libera, va alla conclusione, para Luppi, ha fatto una serie infinita di parate, veramente incredibile anche la prestazione del portiere del Mirandola. Rigo non riesce per 1-0 a recuperare palla, allora è imposta De Tomaso per il Mirandola, mantiene la pallina, riesce ad andare al tiro ma Mandarini gli smorza la conclusione, recupera palla, supera De Stefano, si porta in avanti, è un 3 contro 2, Mandarini, Rigo che non trova lo spazio per il tiro. Alla fine la pallina arriva a De Tomaso che la appoggia su Giannotti e riparte la conclusione del Pico Mirandola. Il tentativo non va sullo specchio della porta, batte sulla balaustra di fondo pista. Ancora De Tomaso che cerca di insistere, si chiude la difesa del Tiene, rilancia Mandarini. Adesso Conzato e sulla ribattuta Stivanello dalla riga di fondo dell'area riesce a fare un tiro incredibilmente bello che si staglia sul palo interno sinistro della porta del Mirandola e va a rete di Stivanello quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita. Rete di Stivanello incredibile sulla ribattuta dalla balaustra di fondo, riesce ad insaccare superando il portiere, toccando il montante sinistro, si ferma proprio sulla rete, al centro della rete. Adesso sicuramente gli schemi sono saltati. C'è un Tiene desideroso di far vedere che la posizione di fondo non è quella che piace a lui e Luotti in una azione solitaria
riesce a insaccare anche per sbloccare un po' l'assenza di reti di queste ultime gare, quindi l'urlo finale è più uno scarico di tensione. Bella l'azione individuale del giocatore numero 6 del Tiene, che insiste il Tiene con Conzato ancora in avanti, vuol dare ancora spettacolo, tenta Mandarini di tirare al volo, difficile colpire sfera proprio con passaggi così forti. Ancora Conzato, tira, para Luppi, ma la pallina viene recuperata da Tiene. Luotti per Stivanello al momento del tiro non riesce a contrastare la stecca del portiere del Mirandola. Adesso è rientrato Moschetti non supera Stivanello, ancora Luotti, 1 contro 1, Luotti contro De Stefano, riesce a superare entrambi, si porta davanti a Luppi per 1-0, la pallina esce, ma insiste il giocatore del Tiene, vuol dare spettacolo fino in ultima, mancano 3 minuti esatti, risultato 7-1, largo vantaggio per il Tiene che ormai si vuole assicurare il risultato della gara, difficile che possa cambiare, non diciamo niente. Muove ancora in attacco il Tiene, si chiude il Mirandola, tutti e 4 dentro l'area, adesso si apre ancora di più, Luotti che si libera di 2 avversari, va al tiro, conclusione, montante pieno, un colpo sordo che ha rimbombato su tutto il palazzetto dalla forte iniziativa del giocatore numero 6 del Tiene. Adesso Luotti ancora per Mandarini, Stivanello, Mandarini, para Luppi, chiamato in causa fino all'ultimo azione, ancora il Mirandola, chiude egregiamente Dal Pra, riesce a bloccare il doppio passaggio che si erano fatti fra De Stefano e Paltrinieri, riesce a distendersi, ad agguantare sfera, non consentendo il passaggio oltre la linea. Mirandola in avanti, Paltrinieri dietro la porta, tiro, non arriva in porta ancora con De Stefano. Chiudono molto bene la difesa del Tiene. Siberiani rientrato, ora Siberiani per Moschetti non riesce a tirare, ripartenza del Tiene, Luotti per Stivanello tira, ribatte Luppi e imposta Paltrinieri che non riesce a tirare, Stivanello gli ruba la pallina, si porta ancora in avanti, ripiega adesso in questo momento dando a Mandarini, ragiona un attimo, manca 1 minuto e 20 secondi, ragiona un attimo il Tiene, non vuol sciupare tutto quello che ha costruito fino a questo momento. Mandarini non riesce a superare Paltrinieri, subentra Siberiani che si distende in attacco da Moschetti che non tocca, dando la possibilità al Tiene di ripartire. Conzato per Mandarini, tiro, deviazione alta, molto alta, si salva il Mirandola, imposta adesso De Stefano, siamo all'ultimo minuto, tiro, deviazione, lo scontro con il numero 2 del Tiene ha fatto sì che ci fosse una giravolta un po' pericolosa per il giocatore del Mirandola, che comunque si rialza, pallina alla difesa del Tiene, scarica su Luotti,
ancora in avanti, ripiega adesso, fa trascorrere il tempo, siamo ai secondi finali di questa intensissima partita che entrambe le formazioni hanno contribuito a rendere molto piacevole. Ora Stivanello da perde pallina, c'è Moschetti che serve Paltrinieri, non riesce il passaggio. Su queste fasi il signor Pigatto decreta la fine della partita molto intensa, questa prima gara dell'anno nuovo 2025, e si conclude in notevole vantaggio per la squadra di casa. L'Occhetiene vince per 7-1, reti di Poli e Poli nel primo tempo, poi Ballardin, Mandarini, Zanini, Stivanello e Luoti. Evidentemente la rotazione che ha messo in campo il mister Retis ha fruttato, soprattutto nel secondo tempo, ha fruttato il notevole vantaggio del Tiene. Non resta sui saluti finali, sul tripudio che dagli spalti arriva agli atleti, non resta che augurarvi una buona serata e logicamente un buon anno, un buon 2025 a tutti voi. A risentirci alle prossime gare. Io assieme allo staff qui di Stefano Ognata vi do il più caloroso saluto e vi auguro un buon inizio d'anno. Ciao a tutti.